Ciao Cari amici del Vedi Territorio, ben ritrovati. Parte ufficialmente l'estate, siamo a Cairano, 35esima festa d'estate con la Proloco del locale paese. Quindi abbiamo con noi il presidente Giuseppe Spagnol e due collaboratrici, sempre attivi i volontari che, ricordiamo ancora una volta, donano le loro ore di tempo gratuitamente per tutti voi. Giuseppe, bravo Luigi, intanto buonasera a tutti. Luigi, hai detto bene, volontari. Qua se non hai volontariato non andiamo avanti, quindi ben venga il volontariato, ben venga alle ragazze, ai ragazzi, ai cuochi, a tutti quelli che ci danno una mano per poter organizzare le feste. Siamo qua, 35esima festa d'estate, siamo partiti giovedì. Abbiamo due bei weekend dove siamo partiti giovedì, adesso stasera, domani sera una bella serata per le famiglie, per i bambini, per gli adulti, e la prossima settimana partiamo da venerdì sera con la serata giovani, sabato un classico, la cena di pesce nostra, un grande menù, e poi concludiamo la serata di domenica con una serata musicale, quindi le abbiamo a 360 gradi. San Marco ancora una volta conferma la sua vocazione per un volontariato attivo che promuove il territorio. Assolutamente, è un piacere averti qui, la nostra festa è una tradizione, noi ci siamo sempre, ringraziamo il presidente Beppe Spagnol, tutti i volontari che si danno da fare in queste 2 settimane, quest'anno ricco d'eventi, questa sera la cover band, domani sera uno spettacolo per bambini, super entusiasmante quest'anno. Ecco Giuseppe, tu l'hai sempre voluto sottolineare in queste occasioni, il direttivo c'è, è ben saldo, però senza i volontari che abbiamo qui accanto, queste feste... Indubbiamente se non hai il volontariato e la gente che ti dà una mano nulla puoi fare. Cioè, io dico sempre, un presidente da solo non fa nulla, deve avere dei buoni collaboratori, ognuno sul suo posto, ognuno sul suo ruolo. Aspettiamo tutti i nostri concittadini per questa tradizionale sagra e tutti i paesi vicini, perché a Cairano ci si diverte grazie alla Proloco. Esatto, è quello che possiamo dire, vi aspettiamo tutti a Cairano San Marco per delle belle serate di divertimento a 360 gradi. Ecco, noi vi ringraziamo, vi aspettiamo qui con Giuseppe e tutto il suo staff per la 35esima festa d'estate, tante serate a tema, vi ricordo quella di sabato prossimo, la serata di pesce, ma ci sono anche tante perlibatezze del nostro territorio che meritano di essere assaggiate e i volontari sono qui per voi e per accogliervi a braccia aperte. Noi ci vediamo alla prossima puntata e vi auguriamo una buona giornata. Grazie a tutti, mille, grazie Luigi, grazie a tutti.